E bella a tutti ragazzi, anche oggi siamo qui con Daniele De Martino e Carmen Zarla. Infatti hanno fatto una nuova canzone insieme. Ricordiamo che l'ultima volta per Daniele non è finita benissimo. Ma che hai visto? Il messaggio. Ma quale messaggio? È bellissimo. Ma che Luca fa? L'ho visto. Carmen! Carmen! Ma basta, tu hai chiuso con me. Non ne avrei parlato, da già picciocam. Ma stasera è l'ultimo perché ce la Stanno buoni, Danilo. Sei una stronza, Carmen! Vediamo se questa volta va meglio. Effettivamente questa volta il video sembra essere partito molto meglio. Daniele e Carmen sono in progetto di fare qualcosa, solo che ho capito perché Daniele De Martino in ogni video cambia macchina. Le ruba, cioè Daniele, che stai combinando? Smettila, stammo qua, senza niente addosso. Senza niente addosso per il momento io vi vedo ancora vestiti. Conoscendoti sicuramente durerà poco, ma per ora siete vestiti. Ditami, parlami e mi incanta. La situazione qui inizia a scaldarsi. Tu sei più bella, sei nata abbastanza insieme a me, ma che pazzi di. Spariti i primi vestiti. Guardate che mago che è Daniele De Martino che fa sparire i vestiti. Da nessuno ci può separare. L'amore non te ne dà. Praticamente la canzone parla di questo amore dove lui sarà sicuramente più grande di lei. Ma che pazzo per te, tu vai pazzo per me, io e te siamo una coppia perfetta. Mannaggia Daniele De Martino, ma un altro tormentone in testa mi ha messo. Daniele, basta fare tormentoni. Vivo solo per te, niente più per te. Cuore mio, con te mi voglio perdere. Mi sono immaginato la scena in modo completamente diverso. C'è Daniele De Martino lì sul motorino e lei dice con te mi voglio perdere. E la faccia che ha fatto Daniele De Martino è dire le conosco le strade. Tutto si aggiusterà, tuo papà saprà la verità. Conferma del fatto che in questa relazione Daniele è il ragazzo quello più grande, appunto il padre di Carmen è contrariato da questa cosa. Io per te sono stato primo amore, nessuno ci può smartere. Io per te sono stato primo amore. Diciamo che Daniele De Martino cambia spesso ragazza nel video. Più belle te. Vita vicino successi femmine. Miglior complimento 2020, sì, successe femmine. Mai sentito, però per Daniele De Martino funziona, quindi ragazzi provateci anche voi e fatemi sapere qua nei commenti se ha funzionato. Giurami che per me faresti di tutto.
ti giuro scalasse montagne non bastasse una vita per stare con te. Scalare le montagne e confessare che una vita non basterebbe per stare con lei. Meglio faresti proprio di tutto per lei, Dani. Perché fa tutto si aggiusterà, tuo papà saprà la verità. Qui mi sa che si mette male per Daniele, perché è arrivato il padre di Carmen. Adesso per te saranno volatili per diabetici. Ma è un quiz? Saranno cazzi ameri! Infatti arriva, dice alla figlia di salire sopra e vediamo se adesso Daniele parte la rissa, va a sparatoria, non lo so a sto punto. Io per te sono stato primo amore, nessuno ci può smarterà. Delusione, ragazzi, semplicemente salgono su, Carmen rimane al balcone e il padre entra in casa a farsi i cazzi suoi. Perché? Tanto vale che la rimanevi giù a sto punto. Io come aspettavo sparatorie, fucilate, no, niente. Finta che sia un passo dalla nonna e fidati se dico sei bello da paura, paura. Se non successe vedemmo, sia più bella femmina. Ok, non ho capito perché hanno citato A un passo dalla luna di Rocco Hunt e Anna Mena, però beh, ci sta, beh, è carina, è una bella canzone, a me è piaciuta. E tra l'altro, ragazzi, adesso facciamo un attimo il discorso serio perché è finita la parte parodia. Sono uscite le maglie del canale sul sito di Custom Mania. Vi ricordo, su questo sito potete trovare anche le maglie della Young Creators Italia, la crew di cui faccio parte. Allora ragazzi, questa canzone a me, devo dire, è piaciuta. Per curiosità ho letto i commenti e non potete immaginare quanti hater possono aver commentato. Alcuni proprio commenti basati su nulla, del tipo che questa canzone è stata accusata di plagio perché teoricamente la canta Gianni Pirozzo. Perdonatemi, io non lo seguo, non lo conosco, accusando appunto che Daniele e Carmen hanno rovinato la canzone originale, l'hanno spacciata per ufficiale. Cercando Gianni Pirozzi ho visto solo che qualche canzone è stata fatta tramite la Sea Music. Daniele De Martino fa parte della Sea Music, quindi un plagio nella stessa casa discografica, studio registrazione, non so cosa sia, mi sembra alquanto improbabile. Tra l'altro la Sea Music non è la prima volta che fa cantare dei testi cantati in precedenza da altri cantanti a cantanti più nuovi, diciamo. Era successo anche con Noemi Mesto e Denise Marino, mi sembra, ora non ricordo benissimo, però comunque è una pratica che già è successa, quindi non la chiamerei plagio. Hanno accusati di aver plagiato Un passo dalla luna per 5 secondi di canzone messi nella parte conclusiva, che più che la canzone era la classica parte parlata. Stavolta al posto della parte parlata hanno messo questa citazione a Rocco Hunt. Non ho capito perché proprio lui, però nel contesto ci stava. E poi la critica, quella pesante, che adesso approfondiamo, sono quelle rivolte verso Carmen Zarra. È stata criticata per quella scena di sesso in macchina. Secondo appunto questi hater, registrare un videoclip dove è contenuta una scena di sesso vuol dire che tu hai tradito tuo marito per fare il videoclip. È stata criticata appunto di essere mezza nuda, di aver tradito il marito, di aver fatto questo video solo per far parlare di sé. Piuttosto che fare questi commenti insensati, state zitti che fate più bella figura. Io ora non sto qui a difenderli del tutto, perché ad esempio nel video una scena che io mi sentirei di criticare magari è quella dove Daniele mostra che ruba la macchina, o meglio scassina la macchina per fare l'amore con Carmen. Quella magari ci sta a criticarla perché potrebbe passare un messaggio sbagliato. Detto questo, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao aiuto!